29 di dicembre, questa gita inizia con fantastiche notizie. Il canale di The Mountain Rambler stamattina è stato hackerato, non siamo ancora riusciti a sistemarlo, ma appena arriviamo a casa controlliamo la situazione e con me che ho dimenticato anche i ramponcini per fare il mitico Sentiero del Pellegrino questa mattina con tanta neve e se ci riusciremo oggi raggiungiamo il Monte Lussari. Visto che la meta di oggi è il Lussari e c'è una pista da sci, io sono con gli sci e dopo scenderò per la pista, mentre Nicla dopo, a meno che non si senta sportiva, scenderà con la funivia. Qui il Sentiero del Pellegrino è una super classica, appena nevicato ciaspole, ma dopo ci passa talmente tanta gente che praticamente viene battuto come se passasse un gatto delle nevi, quindi poi dopo un paio di giorni dopo che ha nevicato si sale senza ciaspolo con i ramponcini eventualmente. E la cosa che porta tanta gente a fare questo itinerario è il villaggio sopra che è splendido, ma poi anche il fatto che ci sia una funivia per cui si fa la fatica di salire, ma dopo la discesa diciamo è breve. Durante la salita di oggi risponderò a un paio di domande che mi sono state fatte a seguito dei due primi video dedicati allo sci alpinismo. Alcuni mi hanno fatto un paio di domande che poi alla fine si possono riassumere in due, cioè praticamente quanto costa fare sci alpinismo e quanto ho speso. Allora, per rispondere alla prima domanda, lo sci alpinismo, come anche d'altronde lo sci alpino, è uno sport costoso, prevede un grosso investimento all'inizio, poi chiaro può essere ammortizzato negli anni se uno si sa diciamo accontentare e non vuole cambiare materiale ogni 2 anni. Scarponi, sci tenuti bene possono durare parecchi anni, poi le pelli vanno cambiate ogni 2-3 stagioni, dipende da quanto si usano, però sicuramente l'investimento iniziale è molto oneroso. Se dobbiamo comprare tutto nuovo, proprio tutto, siamo sull'ordine dei 2000-2500 euro almeno, restando su materiali di medio buona qualità. Poi è chiaro che prendendo materiali magari anche buoni ma un po' più pesanti, un po' meno famosi, è chiaro che magari si riesce ad abbassare un po' il prezzo, però proprio prendendo proprio tutto dall'attrezzatura ai vestiti, secondo me meno di 2000 euro è un po' difficile. Per quanto mi riguarda mi sarebbe piaciuto comprare tutto nuovo, però sarebbe stata una botta un po' troppo forte per le mie finanze, quindi per cercare di risparmiare qualcosina sono andato sull'attrezzatura di seconda mano. Se uno ha voglia di sbattersi a cercare, informarsi prima, magari chiedere a chi ne sa anche più di te, e poi un po' spulciare internet. Magari l'anno scorso avevo visto anche nella sede almeno del CAI di Udine c'erano parecchi annunci su materiale usato, bisogna un po' fidarsi, un po' cercare, però si possono trovare delle buone occasioni. Io mi sono iniziato a muovere verso primi di ottobre. Sono stato fortunato perché ho trovato un ragazzo che vendeva praticamente in blocco sci, scarponi a tacchi e pelli e abita a Resia, quindi ci siamo incontrati di persona, quindi prima di comprare ho potuto vedere il materiale e soprattutto provare gli scarponi. È chiaro che farlo magari senza vedere, fidandosi solo sulle foto, può essere un po' più rischioso, però penso insomma che si possa fare anche quello. Magari facendo le giuste domande si capisce subito se una persona ha tenuto bene il materiale e sa quello che conosce il valore anche delle cose che sta vendendo. Quindi è chiaro, bisogna un po' fidarsi, avere voglia di sbattersi, ma si può comprare tutto di seconda mano e si trova veramente tante cose e nemmeno troppo vecchie. Chiaro, si trovano anche sci di 10-15 anni fa, ma questi sci qua sono di 3 anni fa ad esempio. Per quantificare un po' quanto ho speso, facciamo due conti. Allora, io per sci, scarponi,
attacchini, pelli e rampart. Li ho appunto comprati in blocco, ho speso 850 euro, a cui poi vanno aggiunti circa, adesso non mi ricordo di preciso, una ventina, 25 euro per una sonda, 30 euro per la pala che l'ho comprata con uno sconto. Poi anche l'arva l'ho preso di seconda mano, questa volta senza incontrare la persona, è comunque un Mammoth Element Berryvox, 180 euro. E infine cosa? Ah sì, lo zaino, 50 euro. Quello avrei potuto usare quelli vecchi, ma insomma ho preso anche lo zaino, 50 euro. E poi, boh, vabbè, un paio di calzini, ma diciamo in tutto sono arrivato circa sui 1200 euro. Credo che meno di così, forse, vabbè, magari si poteva fare anche meglio, ma sono riuscito a prendere tutti i materiali e insomma attrezzature che volevo, nel senso sci alti quanto volevo, larghi quanto volevo, scarponi, bon, come dicevo nell'altro video, forse un po' estremi, ma in queste 3 uscite mi sto trovando bene, quindi penso che continuerò con questi. E poi vabbè, l'attrezzatura di sicurezza, anche lì sono andato a seconda mano, perché comunque insomma anche un'arva, se viene tenuto bene, dura anche quello per anni, e ormai la tecnologia, diciamo gli arva degli ultimi anni bene o male si equivalgono. Poi è chiaro, qualcuno ha delle funzioni un po' più avanzate, ma a me serviva uno strumento affidabile e semplice da utilizzare soprattutto. Chiaramente nella mia spesa non rientrano i vestiti e alcune attrezzature che avevo già, che utilizzavo già nelle escursioni invernali. Per quanto riguarda il vestiario, per le prime uscite ho utilizzato quello classico che usavo sempre per le escursioni invernali. Poi vabbè, adesso ho iniziato questa collaborazione con Montura, di cui magari te ne parlo in un prossimo video, quindi diciamo lato vestiti sono a posto. E poi per altre attrezzature io i ramponi ce li ho già, e quelli semiautomatici vanno benissimo anche per gli scarponi da sci alpinismo, la piccozza ce l'ho già, il casco ce l'ho già, ed eventualmente anche l'imbrago, che in gite di un certo tipo, che probabilmente per quest'anno non farò, probabilmente, cioè potrebbe servire, per cui non ho dovuto acquistare queste cose, quindi diciamo che ho un po' risparmiato sulla botta che ho dovuto dare quest'anno. Siamo arrivati al villaggio dell'Ussari e in cima anche, qui dietro c'è la croce. Abbiamo già mangiato, adesso io ho tolto le pelli e prendo la pista, Nicla prende la funivia e si diverte in discesa e basta. Il panorama, adesso te l'ho fatto un po' vedere, tutto intorno sulle Alpi Giulie. Bellissima gita così da fare con le ciaspole a piedi, è sicuramente probabilmente uno dei luoghi più scenografici qui del Friuli Venezia Giulia in tutte le stagioni, perché è bellissimo anche d'estate. Bene, siamo nel punto probabilmente più fotografato, questo, di fronte al villaggio praticamente, con dietro la cima del Cacciatore e là il Mangart, punto molto panoramico. È giunto il momento nel quale le nostre strade si dividono. Io prendo la pista, lei la funivia, e poi ci vediamo giù per i saluti.
Bene, siamo arrivati tutti e due, la garetta l'ha vinta Nicla con la funivia, anche perché mi sono schiantato malamente sul secondo muro della pista. Oddio! Non mi sono neanche reso conto, lo sci è partito e in 0,2 ero per terra, pieni di neve, vabbè. Bella discesa, a parte il disguido, sta qua forse è una delle piste più belle che ci sono qua, assieme a quella di Sella Nevea, perché è lunga e varia, ha un paio di muri belli ripidi, quindi sì, divertente. È uno dei miei posti, dopo Sella Nevea, uno dei miei posti preferiti per venire a sciare. Come al solito ti invito ad andare sotto in descrizione, troverai l'itinerario del Sentiero del Pellegrino e vabbè, un po' di notizie qui sulla zona. Quindi adesso andiamo alla macchina e torniamo a casa e andiamo a mangiarci Forse. una fetta di torta. Quindi ti ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!